Quinta corsa, premio Victoria Sib, oggi giornata dedicata alle migliori fattrici dell'allevamento italiano. Questa è una condizionata per cavalli di 3 anni, vincitori di 3.000 euro in carriera, sono in 8 dopo il ritiro del numero 1, 2 Budduso Lippi, Andrea Farolfi, 3 Holly Molly, Roberto Vecchione, 4 Hilda Dugers, Eric Bondo, 5 Belladonna d'Arc, Marco Volpato, 6 Bumsi, Antonio Greppi, seconda fila 7 Bramante, Emanuele Mattini, 8 Bauri, Gianni Targhetta, 9 Billy Leo, Sandro Miraglia. L'errore di Belladonna d'Arc, veloci le due Numero francesi, 5 Holly Molly e Belladonna Hilda d'Arc, Dugers, squalificato. poi Budduso Lippi lungo la corda. In vantaggio Holly Molly con all'esterno Hilda Dugers, Budduso Lippi che serra sotto, poi il numero 6 di Boom Si in quarta posizione. A largo Bramante, 200 metri intanto in 15,4, insiste la francese di Eric Bondo ma alla fine deve desistere e rimane di fuori Scoperta, la figlia di Bold Eagle. Intanto arriviamo ai 400 in 38 con in vantaggio Holly Molly, Roberto Vecchione, davanti a Budduso Lippi, poi Boom Si, davanti a Baurid, mentre all'esterno Bramante cerca di aggirare Hilda Dugers. Arriviamo ai 600 in 47,5. Passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio la figlia di Timo Co, Holly Molly. Ora viene avvicinata da Bramante, sempre Budduso Lippi nella scia delle due litiganti. Tanto la frazione qui davanti in 15,2. Insiste Emanuele Mattini col maschio, mette sotto pressione Holly Molly che sta reagendo bene. Intanto arriviamo al chilometro in 1,17,9, sempre Budduso Lippi lì secondo alla corda davanti a Boom Si. Di fuori ancora Hilda Dugers, poi segue il gruppo anche Baurid, retta di là percorsa dalla francese in 15,1, ma Bramante la pressa all'esterno, Budduso Lippi è lì secondo la corda ma deve trovare da correre, mancano poco più di 200 metri alla conclusione, insiste all'esterno Emanuele Mattini col figlio di Naglò, poi si muovono anche gli altri dalle posizioni intanto in vantaggio è sempre Holly Molly che è attaccata all'interno da Budduso Lippi, ultimi metri, ma Holly Molly viene a vincere su Budduso Lippi al terzo Bramante, mentre quarto è Boom Si lungo la corda davanti a Hilda Dugers. 14,9 la retta d'arrivo per Holly Molly, dopo il quarto tentativo coglie la vittoria questa figlia di Timo Co. I colori sono del signor Josef Anton Santner, il training è quello di Holger Ehler, le mani di Roberto Vecchione. In percorso di testa viene a vincere davanti a Budduso Lippi, ancora secondo su Bramante, la quota al totalizzatore di Holly Molly 2,23.